dottor Franco Venturella, provveditore di Padova. Grazie dottore per essere qui con noi. A lui chiediamo, siamo sempre in tema di democracy e di questo si sta occupando il Consiglio regionale anche in ambito di Expo Scuola dall'anno scorso. La scuola e la democrazia elettronica, in che modo si intersecano e interagiscono, che rapporto c'è tra l'innovazione tecnologica e la democrazia, in ambito educativo naturalmente. E la sua idea, i suoi progetti, quello che pensa sia giusto fare. Ma io credo che sia importante collaborare e promuovere dei progetti che aiutino gli studenti a sviluppare le competenze necessarie per entrare nel mondo digitale. Oggi probabilmente la separazione che vi è tra persone che sono più attrezzate a approfondire queste problematiche ma a utilizzare gli strumenti rispetto a quelli che in un certo senso ne rimangono esclusi è quello che fa la differenza tra chi possiede gli strumenti necessari per vivere pienamente la vita democratica e chi invece si trova ai margini. Io credo che la scuola sia profondamente coinvolta in questa operazione perché nel campo educativo e formativo ha un ruolo molto strategico e quindi qualsiasi iniziativa che viene fatta da associazioni, da enti, da regioni, credo che si possa inserire pienamente se la scuola ripensa anche il proprio curriculum e propria modalità di rapportarsi con le nuove tecnologie. Quindi che non vanno naturalmente demonizzate ma devono entrare a far parte in maniera critica e consapevole del patrimonio conoscitivo e delle competenze che fanno parte del bagaglio di cui il giovane deve essere in possesso per vivere una cittadinanza piena e attiva. Senta, dottor Venturella, mi permetto di chiederle un'altra cosa perché proprio poco fa abbiamo parlato con la dottoressa Palumbo e ieri con il dottor Cerchiaro di questo fatto. Perché la nuova tecnologia e internet possa davvero rappresentare una democrazia, quindi una libertà nel suo uso, c'è la necessità che venga regolamentato in qualche modo. Questo tema è stato sollevato proprio da alcuni studenti nel nostro video box, nel nostro stand, riguardo soprattutto alla sicurezza, al tema della privacy, al fatto che gli studenti, i ragazzi, anche a scuola, non sono informati a livello adeguato sul rischio anche dell'uso negativo di questi potentissimi strumenti tecnologici e di questi mezzi di comunicazione multimediali. Che cosa ne pensa in merito? Ma certamente io credo che un sistema di regole va costruito e quindi i ragazzi devono essere informati dei rischi e delle opportunità che questi strumenti presentano. Tuttavia il nostro compito è quello di sviluppare le capacità critiche di discernimento perché il ragazzo in maniera consapevole, autonoma e responsabile possa utilizzare tutti questi strumenti che sono a sua disposizione. E perché non basta la regola esterna, certamente noi possiamo costruire dei percorsi che sono più sotto controllo e certamente soprattutto per i minori, via via con i ragazzi più adulti, ma certamente occorre sviluppare quella capacità autonoma di muoversi attorno a tutti questi strumenti e utilizzando e valorizzandoli come risorse positive. E allora la scuola deve occuparsi di tutto ciò. Come noi accompagniamo i ragazzi nell'esplorazione delle biblioteche, dei percorsi formativi che vengono costruiti attraverso la collaborazione attiva del soggetto, io credo che in questo caso anche la scuola deve preoccuparsi della navigazione e della possibilità di utilizzare al meglio questi strumenti. Educazione, insegnamento delle competenze e educazione anche a un utilizzo buono, in senso buono. Grazie dottor Venturella, grazie di essere stato qui con noi, arrivederci.